con la rabbia maxi emergenza Vittorio Veneto scatta la profilassi per 30 persone, l'obbligo di vaccinazione per oltre 5.000 tra cani e gatti, gli animali importati illegalmente dal Marocco. 6 cani entrati in contatto con l'animale malato sono stati posti in isolamento nel canile sanitario di Ponzano, attivati dei numeri utili per gestire l'urgenza, ordinanza del sindaco. Ancora un morto sulle strade, è successo ieri sera in via Castellana d'Asolo, a perdere la vita un 48enne di Fonte, sbandato con la sua auto in fase di sorpasso. Omicidio a Porcia, un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in casa, ferito un secondo uomo. La loro azienda con annessa abitazione è stata posta sotto sequestro dalla finanza. Padre 76enne e figlio non sanno dove andare, dormono in macchina. Appello alle istituzioni. Matrimonio combinato per ottenere il permesso di soggiorno, nozze interrotte dalla polizia locale a Maserata per un irregolare, un algerino di 44 anni, scattata l'espulsione. Il blocco al Brennero preannunciato per le prossime ore fa scattare l'allerta in tutto il nord-est e anche nella Marca. Si preannuncia un sabato da bollino nero, allertate prefetture e forze dell'ordine. Tripudio di rosa e promozione straordinaria per il territorio bellunese. Oggi vetrina della 19ª tappa del Giro d'Italia, Feltre, Alleghe, Piani di Pezzè, vinta dallo statunitense Kuss. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano l'emergenza che si sta vivendo in queste ore a Vittorio Veneto per un caso di rabbia. È scattata la profilassi per 30 persone e l'obbligo di vaccinazione per oltre 5.000 tra cani e gatti. L'animale era stato importato illegalmente dal Marocco. 30 persone sottoposte a profilassi, 4.400 cani e 1.000 gatti che dovranno essere vaccinati. Sono pesanti le conseguenze sanitarie del caso di cane malato di rabbia scoperto lo scorso 27 marzo a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Il cane, un meticcio dal pelo fulvo, era un cucciolo quando ai primi di dicembre è stato portato clandestinamente in Italia da un parente della proprietaria, rientrato da un viaggio turistico in Marocco, paese dove la rabbia è endemica. La malattia ha un'incubazione molto lunga e solo pochi giorni fa la bestiola ha manifestato i sintomi. Alla clinica veterinaria dove la padrona ha portato il cane hanno subito intuito la gravità della situazione. L'animale è stato sottoposto ad eutanasia ed inviato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per le analisi che hanno confermato i sospetti. Si trattava di rabbia. Subito sono partiti tutte le attività di indagine per quanto concerne sia la parte veterinaria ma soprattutto i rintracci delle persone che erano a contatto con l'animale, in primis il proprietario dell'animale che era stato nel pomeriggio precedente morso dall'animale stesso. La profilassi è scattata per i familiari della proprietaria e per tutti i dipendenti della struttura veterinaria, in tutto 30 persone. Queste le persone, nel caso specifico, che sono state individuate come contatti passibili di profilassi, sono state chiamate e saranno sottoposte a vaccinazione e somministrazione di immunoglobuline. 6 cani entrati in contatto con l'animale malato giocando con lui nel parco retrostante il Brolo di San Giacomo sono stati posti in isolamento nel canile sanitario di Ponzano. Vi resteranno per 6 mesi visto il lungo periodo di incubazione della malattia. Vaccinazione obbligatoria anche per tutti i cani e gatti di proprietà e di colonia nel comune di Vittorio Veneto con ordinanza del sindaco. Un'ordinanza che serve a prevenire altri casi di diffusione appunto del virus della rabbia e attraverso appunto l'ordinanza di vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che hanno un animale in casa, sia un cane che un gatto. A questo punto dobbiamo solo essere sicuri che non ci siano degli altri cani che magari hanno giocato con questo animale nei 10 giorni precedenti la diagnosi. Saranno un numero limitato perché appunto già i proprietari sono stati molto collaborativi nel raccontare, nell'identificare altri animali a rischio. Se ci fosse qualche altro cane che è stato in contatto con questo animale deve essere immediatamente segnalato all'ASL per le misure di protezione della salute pubblica.
E sono stati attivati dei numeri per gestire queste emergenze, queste urgenze per tutte le persone interessate dell'area del Vittoriese. Per i quesiti veterinari 336 23 1711, per i quesiti medici 333 336 0572. Lo ripeto, per i quesiti veterinari 336 23 1711, per i quesiti medici 333 33 60 572. Ma entriamo nel dettaglio. Cos'è questa rabbia? Che cosa comporta? Di certo è un caso abbastanza clamoroso, unico perlomeno sul nostro territorio. La rabbia è una malattia virale, quindi è un virus che determina encefalite negli animali che vengono infettati. L'infezione avviene tramite un contatto molto stretto e la via preferenziale è il morso, quindi c'è un animale infetto che manifesta una sintomatologia spesso aggressiva, un'alterazione del comportamento e del carattere dell'animale stesso, può essere ad esempio un segnale di infezione in atto, ed elimina il virus tramite la saliva. Mordendo l'animale 2 non infetto lo espone e quindi lo infetta. Provoca encefalite con conseguenze mortali, non si trasmette da uomo a uomo, ma l'essere umano può essere contagiato dall'animale infetto attraverso il morso oppure se viene leccato su pelle non perfettamente integra. La rabbia è una malattia presente in Africa, Medio Oriente, Europa dell'Est, Asia, ed è importante che chi viaggia in questi paesi ne sia consapevole. È trasmessa da diversi animali, in particolare dal cane. Per legge in Europa non può essere importato senza un'appropriata identificazione, profilassi vaccinale nello specifico per la malattia e un periodo di cosiddetta quarantena nel paese di origine, proprio che assicura che l'animale non sviluppi sintomi all'arrivo. Normativa che non è stata osservata nel caso di Vittorio Veneto, un caso che ha rappresentato un banco di prova per l'ULSS 2. Abbiamo costituito già dal momento della segnalazione il gruppo di lavoro per affrontare il tema sotto tutti gli aspetti, e quindi che riguardavano sia l'aspetto per la parte umana, la parte veterinaria, ma anche per tutta la catena di approvvigionamento dei vaccini. E siamo in linea, abbiamo comunque già, oggi completiamo l'allestimento del canile per l'isolamento dei cani che devono rimanere in osservazione, quindi stiamo procedendo come da procedura per far sì che tutte le azioni organizzative consentano di trattare il caso dal punto di vista umano e veterinario. Ancora un incidente letale sulle strade della Marca trevigiana. Ieri sera a perdere la vita in via Castellana ad Asolo è stato un uomo di 48 anni. Ci racconta tutto Vanessa Banzato. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita giovedì sera Giampaolo Rossi, 48 anni, residente a Fonte. L'uomo stava percorrendo via Castellana, ci troviamo a Villa d'Asolo, in comune appunto di Asolo, quando durante una manovra di sorpasso avrebbe urtato la fiancata sinistra dell'auto che stava superando. Non si capisce ancora quali siano le motivazioni che abbiano portato l'auto a sbandare. Fatto sta che a seguito dell'urto il mezzo, l'Opel Astra che stava guidando, si è rovesciata più volte su se stessa ed è finita nel fossato. Per Giampaolo Rossi non c'è stato nulla da fare. Il decesso del 48enne è stato constatato dai sanitari del SUEM subito dopo che i volontari dei Vigili del Fuoco di Asolo hanno estratto dalle lamiere il corpo dell'uomo. È rimasto illeso il conducente del secondo veicolo, un 29enne di Castelcucco, risultato poi negativo all'alcol test. Giampaolo Rossi viveva una di Fonte con la compagna e lavorava come tecnico delle ispezioni dei pozzetti collocati nei distributori di benzina. La sua morte ha molto scosso la comunità. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia e davvero siamo scossi per quello che è successo. Ecco, quindi le condoglianze va a tutta la sua famiglia, a parte di tutta la comunità. Ed è ancora Sommadossi che sottolinea l'importanza di un corretto comportamento sulle strade, dove il numero delle vite spezzate continua ad aumentare. Chi fa prevenzione per primo sulle strade sono gli utilizzatori delle strade.
Ci sono limiti, ci sono sicuramente limiti di velocità, segnaletica. La velocità dopo è sempre una delle principali cause, dopo anche le strade bisogna anche attenzionarle, manutentarle e bisogna fare di tutto per lavorare affinché il cittadino le possa percorrere in sicurezza. Il PM ha disposto il sequestro dei 2 veicoli coinvolti nella drammatica vicenda. Non possiamo non andare in Friuli a Porcia, dove nel pomeriggio si è consumata una tragedia familiare, una lite che è degenerata con l'uccisione di un uomo di 59 anni. Quel poco che so, sono arrivato adesso, anzi voi siete arrivati prima di me, so che si tratta di una lite familiare, c'è un decesso e poi una persona un po' più giovane che mi sembra che anche questa sia grave. Una lite familiare è degenerata nel sangue a Porcia con una vittima e una persona in condizioni gravissime. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio in via Zuccolo. Secondo quanto ricostruito sul posto, il diverbio sarebbe iniziato all'interno dell'abitazione tra un uomo di 51 anni, ex marito della donna, e il suocero 59enne, per poi degenerare, secondo una prima ipotesi, con l'utilizzo di una bottiglia in vetro davanti ai 2 figli presenti. Durante la colluttazione entrambi sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e lì soccorso e ambulanza insieme alla Polizia di Stato, allertati dalla donna. Per il suocero, nonostante i tentativi di rianimazione, è stato constatato il decesso. L'ex marito, invece, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Non sono cose belle, resto a bocca aperta. Passavo di qui, potrei dirvi che ero di transito e mi sono visto questa nuvola di persone. Spero almeno che la persona che è in ospedale, che mi dicono che è molto grave, riesca a salvarsi. Per quanto riguarda un decesso, so che c'è un decesso, così mi viene detto, vi do le notizie che sto ricavando qui sul posto, non ho parole. Approcci verbali insistenti, messaggi ai cellulari delle studentesse, contatti fisici inopportuni. Sarebbero queste le segnalazioni arrivate al preside di una scuola media del Trevigiano. Essere accusato dalle ragazze un collaboratore scolastico. Il dirigente ha subito informato la Procura della Repubblica e ha provveduto ad allontanare il bidello dalla scuola. Gli episodi, secondo quanto raccontato dalle giovani, sarebbero stati diversi. L'uomo per il momento non risulta indagato, ma le famiglie chiedono chiarezza su una vicenda che ha suscitato e sta suscitando molte preoccupazioni. 26enne del Corniglianese accusato di violenza sessuale su una 17enne, il PM chiede 7 anni di carcere, ma la Corte d'Assise non è convinta e dispone un'integrazione istruttoria. I 2 ragazzi si frequentavano, i rapporti sessuali erano consenzienti fino a quando, una sera del 19 giugno 2022, il 26enne decide di portare la giovane, che allora aveva 17 anni e mezzo, in una zona boschiva. Quello che doveva essere un momento intimo finisce bruscamente. Secondo la minorenne, lui l'avrebbe costretta bloccandola ad un atto sessuale che lei non voleva. Lui invece ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo che quando lei gli ha detto che non le piaceva, lui si sarebbe fermato. Ora il giovane è accusato di violenza sessuale aggravata. Il PM nell'ultima udienza ha chiesto per il 26enne 7 anni di carcere, ma la Corte d'Assise ha deciso un'integrazione istruttoria. Verrà sentita la psicologa che aveva in cura la 17enne. Non solo, ma il Tribunale ha disposto inoltre l'acquisizione di alcuni documenti medici relativi alle patologie di cui la ragazza ha sofferto in passato. Decisione giusta per il legale dell'imputato, l'avvocato Alessandra Nava, istruttoria con zone d'ombra. Evidentemente anche quelle osservazioni che la difesa ha formulato hanno contribuito a rendere necessario un approfondimento che speriamo e crediamo possa ricondurre i fatti in quello che effettivamente è possibile accertare essere avvenuto oppure non essere avvenuto. Quanto viene imputato al ragazzo dovrà essere attentamente valutato proprio perché non si è verificato fra soggetti
soggetti che non si conoscevano e non avevano avuto precedenti esperienze. Sarà determinante, termina l'avvocato, comprendere se il consenso o il dissenso fosse stato effettivamente esplicitato e compreso. Il 26enne non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi o minacciosi né prima né dopo il fatto, pur sapendo che pendeva una denuncia a suo carico. Dal punto di vista della responsabilità penale noi rimaniamo fiduciosi per una sentenza assolutoria. La sentenza sarà pronunciata il prossimo 9 luglio. Vi raccontiamo adesso di un matrimonio combinato, nozze interrotte però per una coppia a Maserata. Arrivano in municipio per convolare a nozze dopo aver sottoscritto le pubblicazioni, ma si tratta di un matrimonio combinato con una moglie compiacente, una cittadina italiana di 58 anni originaria della Repubblica Dominicana. A mandare all'aria il piano di un cittadino algerino 44enne irregolare nel nostro territorio, la polizia locale di Maserata. I due parlano lingue differenti, per capirsi utilizzano un interprete, situazione che ha insospettito gli agenti. Nessun fatidico "lo voglio", perché la coppietta viene accompagnata al comando della polizia locale per approfondire la posizione del cittadino algerino. Dopo le formalità di rito rispetto alla sua identificazione, lo straniero è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della questura di Treviso, dove è stato confermato il suo stato di clandestinità e dopo il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Treviso è stato sottoposto al rimpatrio volontario. L'operazione nasce dalla sinergia tra l'ufficio di polizia locale e l'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Maserata, grazie allo scambio di informazioni condiviso dopo che il cittadino algerino, accompagnato dall'ipotetica futura moglie, nei primi giorni del mese di maggio si era presentato per chiedere l'elaborazione degli atti necessari a contrarre il matrimonio. L'approfondimento effettuato nei giorni successivi anche con il personale dell'ufficio immigrazione della questura ha portato la polizia locale ad organizzare un appostamento per intercettare la coppia prima che entrasse in municipio per la sottoscrizione delle pubblicazioni di matrimonio. A nozze celebrate, infatti, il cittadino algerino sarebbe di fatto diventato inespellibile. Dal 1 giugno la Polizia Locale di Montebelluna avvierà una sperimentazione di 6 mesi con 2 taser 10, dispositivi a impulsi elettrici utilizzabili solo da agenti formati e qualificati. L'obiettivo è aumentare la sicurezza e ridurre il ricorso al contatto fisico nelle situazioni critiche. Ogni utilizzo sarà tracciato digitalmente tramite una piattaforma online che attiverà automaticamente l'intervento del SUEM 118. Il Comune, con il sindaco Bordini e il comandante Scarpa, sottolinea che l'uso del taser sarà consentito solo nei casi previsti dalla legge secondo rigidi protocolli operativi e sanitari. Un cittadino gambiano di 27 anni pregiudicato è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Conegliano. Dovrà scontare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. I fatti risalgono all'aprile del 2023, quando il cittadino gambiano aveva aggredito i poliziotti del commissariato intenti a controllare altre persone, ingaggiando con loro una colluttazione, colpendo con un pugno uno degli agenti e provocandogli la rottura di un dente. Il 27enne è stato ora associato presso la casa circondariale di Treviso. Chiedo una morte dignitosa e chiedo che mi venga garantito il rispetto della legge al più presto. Con queste parole nette, precise, lucide, una 77enne trevigiana ha inviato una diffida all'ULSS 2. Da 2 mesi la donna attende la verifica delle condizioni per accedere al suicidio assistito. Il caso di Maria Cristina, 77enne residente in provincia di Treviso, riapre il dibattito sul fine vita. La donna da settembre 2025 è affetta da mesotelioma pleurico, una forma tumorale aggressiva del rivestimento polmonare. Di fronte all'irreversibilità della malattia e al progressivo peggioramento delle sue condizioni, Maria Cristina, inizialmente decisa ad andare in Svizzera, lo scorso 25 marzo ha chiesto alla propria azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere
procedere al suicidio medicalmente assistito. Ad oggi, denuncia attraverso l'associazione Luca Coscioni, non è ancora stata sottoposta ad alcuna visita da parte della Commissione. Il 30 aprile Maria Cristina ha inviato una diffida e messa in mora all'ULSS 2 per sollecitare l'attivazione urgente della procedura prima che sia troppo tardi. Il 5 maggio l'ULSS ha risposto che le verifiche sono tuttora in corso, senza fornire tempistiche certe. Se la nostra legge di iniziativa popolare Liberi Subito fosse approvata, si legge in una nota dell'associazione Luca Coscioni, non si perderebbe tempo per costituire di volta in volta la commissione multidisciplinare, perché ne esisterebbe una già costituita in grado di prendere tempestivamente in carico la richiesta del paziente ed effettuare le relative verifiche, come è responsabilità del servizio sanitario della Regione Veneto. Una storia di grave disagio arriva ora da Onè di Fonte. Da 4 giorni padre e figlio stanno vivendo praticamente in macchina. Questa la loro storia. Mi trovo in imbarazzo perché mi hanno sequestrato l'area dove lavoro e devo vivere in macchina perché la casa è dentro e non mi lasciano entrare. Il 76enne Franco Pierobon, residente a Onè di Fonte, sta vivendo una situazione di profondo disagio. Vive in macchina da 4 giorni, con lui il figlio Nicola, un quadro di grave fragilità materiale e psicologica, in seguito al sequestro dell'area, sulla quale si trova anche la sua abitazione, in via Castellana 13, da parte della Guardia di Finanza. I sigilli sono scattati per la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oggetto di demolizioni ritenute illegali, mentre Pierobon sostiene che fanno parte di un'attività regolare di import-export di parti di autoveicoli e motocicli. Della questione si occuperà il Tribunale di Treviso. Durante la perquisizione sono state rinvenute anche 48 cartucce da caccia calibro 12, 7 cartucce da Flaubert calibro 9 e un pugnale con lama di 22,5 cm. Il suo avvocato farà ricorso a riesame contro i sequestri che non consentono a padre e figlio di tornare in casa. Una situazione che si trascinerebbe da tempo e che non è mai stata regolarizzata. Nel frattempo però Pierobon è da lunedì che dormo in macchina. Su quest'area io sono dal 79, perciò ho sempre lavorato là. Sto sistemando la cosa. Ma siamo io e mio figlio, abbiamo quattro mani, è una pensione a minima, perciò cosa fai con una pensione minima? Là prendevo qualcosa per poter pagare le bollette. A proposito di situazioni di disagio, nella giornata di oggi è stata inviata una lettera al sindaco di Treviso Mario Conte da parte delle persone che dormono in strada o nei parcheggi della città per chiedere la riapertura del servizio docce della Caritas. I giovani, scrivono, si sono trovati in grande difficoltà, specie quelli che lavorano, per non aver potuto curare la propria igiene. Dato che non esistono alternative alle docce della Caritas, si chiede all'amministrazione un'alternativa. Questo il loro appello. La cronaca sindacale questa mattina a Borgo Gatto per una inaugurazione della quale vi parleremo fra poco. Il ministro ai rapporti con il Parlamento Ciriani ha parlato di Electrolux con toni molto forti. Il governo dice è determinato a far valere la volontà di non disperdere i posti di lavoro. Quello che ci hanno presentato non è un piano industriale, è quasi un piano di dismissioni annunciate di un'intera filiera produttiva, perché Electrolux prevede 1700 esuberi, cioè il 40% della forza lavoro, prevede un impatto devastante sulle realtà venete e friulane, questo a fronte del fatto che per anni Electrolux ci aveva promesso che gli stabilimenti in Italia sarebbero rimasti strategici.
Parla di impatto devastante il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani in visita a Preganziol del piano presentato da Electrolux nei giorni scorsi che prevede in Italia, oltre alla dismissione di 1719 persone, anche la chiusura dell'impianto marchigiano di Cerreto d'Esi, mentre si vocifera che l'azienda abbia già avviato linee produttive in Polonia. La linea del governo è di sostegno, ma prima il piano industriale, o come lo si vuole chiamare, deve essere ritirato. Siamo disponibili, come sempre peraltro abbiamo fatto noi e tutti i governi che ci hanno preceduto, a dare l'aiuto massimo possibile, però ci vuole collaborazione e lealtà. Electrolux è una grande azienda multinazionale, si è sempre vantata di essere un'azienda attenta al sociale, diciamo con una forte sensibilità etica, però al momento i fatti sconfessano le parole e gli annunci, quindi disponibili ad aiutare, disponibili a discutere, però non questo piano, un altro piano che mette in sicurezza le fabbriche e il futuro dei lavoratori che non possono essere abbandonati dalla mattina alla sera in mezzo a una strada, e parliamo di 1700 famiglie più tutto l'indotto. Una realtà che il ministro conosce bene, specie quella dell'impianto di Porcia che ha seguito personalmente negli anni. Il dramma sulla tenuta sociale è dietro l'angolo. Per Porcia sono annunciate 261 persone in esubero, cioè 261 licenziamenti, che vuol dire il 45% della forza lavoro. L'azienda ha detto che passerebbero da 750.000 pezzi a 500.000, considera che quella è una fabbrica in grado di farne almeno il doppio, il triplo di pezzi. Quindi la domanda è come può sostenersi un'azienda, una fabbrica con questi numeri, con queste realtà. Quindi se sommiamo gli esuberi tra la forza lavoro degli operai e gli amministrativi rischiamo di avere centinaia e centinaia di persone che non hanno più un posto di lavoro. Capisce che l'impatto su una città come Pordenone, ma vale anche per Solaro o altre realtà in giro per l'Italia, è insopportabile. Ma gli occhi della politica e non solo sono puntati in queste ore al Brennero. Nelle prossime ore, come sapete, è stato preannunciato un blocco davvero clamoroso che potrebbe avere ripercussioni sull'intera mobilità anche nella Marca trevigiana, allertata la prefettura, i comuni e le forze dell'ordine. A mia memoria è la prima volta che abbiamo una manifestazione così importante, che ritengo probabilmente anche giusta, contro l'inquinamento, però è l'ennesimo disservizio nei nostri confronti, e non solo, questa volta coinvolgo anche il mondo del turismo nostro, perché bloccano sicuramente l'affluenza di tutto il mondo della Germania e dell'Austria verso le nostre spiagge. Purtroppo l'Austria fa partita un po' a sé, perché quando decidono di fare certe manifestazioni o certe iniziative loro partono con una decisione e l'Europa sembra insensibile a fermare queste problematiche. Una manifestazione organizzata da gruppi ambientalisti in territorio austriaco per sabato 30 maggio dalle 11 alle 19 rischia di mettere in ginocchio il traffico a nord-est con l'annunciato blocco del Brennero. E se la protesta punta a richiamare l'attenzione sull'impatto del traffico lungo l'asse alpino, la stessa comporterà la chiusura dell'autostrada A13 e della statale 182 sul lato austriaco tra Schönberg e il valico, con le ripercussioni che interesseranno inevitabilmente anche l'Italia. Già allertate le prefetture venete con un vertice tenutosi in queste ore, ma si temono problemi di vario genere, come spiega il sindaco di Cessalto, paese di snodo della 4 del traffico verso le spiagge. Il nostro tratto potrà essere ulteriormente intasato d'auto per questa motivazione, dato che c'è già il periodo del Pentecoste, quindi i turisti nelle nostre spiagge. C'è la festa della Repubblica, quindi di conseguenza il weekend lungo, e quindi di conseguenza si avranno ulteriori auto nell'autostrada. L'attività comunque si è fatta un'attività preventiva di controllo, e quindi staremo ulteriormente sulle strade noi con la polizia locale per quanto possibile e tutti gli altri enti, in previsione anche del fatto, Dio non voglia, che ci sia un incidente. Una manifestazione che scopre il nervo debole delle infrastrutture, e poi ci sarà il fattore caldo. Vanno a incidere su delle persone che stanno lavorando e che non necessariamente devono essere bloccate su un'autostrada con queste temperature, non risolvendo nessun problema, perché l'inquinamento lo sappiamo tutti che è una cosa importante e dobbiamo cercare di modificarla. Però non è così che si risolvono i problemi, bisogna creare infrastrutture, la politica deve essere più veloce, e invece in realtà le cose delle infrastrutture sono vecchie e purtroppo la merce gira su gomma perché costa meno del treno e è più veloce nelle consegne.
Pronto a parlarvi di Giro d'Italia, poi andremo a Preganziol, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Preganziol, lo avete visto poco fa il ministro Ciriani che era a Preganziol per un importante traguardo, i 35 anni, ben 35 anni della cooperativa sociale Castelmonte. Io ho detto che lo dico a tutti chi viene a trovarci, che qua in paradiso non si sta bene come qua, proprio una casa rilassante, si sta proprio bene. Nelle parole della signora Bruna, ospite del co-housing di Borgogatto, c'è tutto lo spirito con cui la cooperativa Castelmonte da 35 anni si impegna a dare risposte al sociale, da quella popolazione che invecchia ma che rimane autosufficiente a quella che diventa progressivamente più fragile e sola. Numeri che parlano da soli, oltre 500 lavoratori di cui 315 soci, 240 liberi professionisti che lavorano per oltre 150.000 persone. Un mezzo di progresso socioculturale che chiede anche alla politica risposte importanti come quello di essere riconosciuti come imprese sociali. Questo è il vero mio cruccio, perché da 55 anni faccio il cooperatore e si fa sempre fatica a spiegare che il privato sociale non è privato puro. Il privato sociale vuol dire creare e gli investimenti e gli utili che possono emergere dalle attività che svolgiamo vengono sempre reinvestiti nelle attività sociali. Quindi credo che è un elemento. Poi la legge 381 del 91, alla stessa età della cooperativa, 35 anni, dice fondamentalmente che la cooperativa sociale deve essere una risposta alla comunità del territorio. Tutto è partito da una donazione di Ferruccio Gatto, poi i soci con fondi propri hanno investito per lasciare un segno nella comunità. La cosa più interessante è che si è costruito un rapporto tra territorio, comunità e ospiti della struttura che funziona. Non ci sono segreti, ma tanto impegno, ascolto e sorrisi per costruire una solida realtà che sta delineando il futuro della nostra società. Non una casa di riposo, ma un condominio a piano terra, senza barriere architettoniche, dove ognuno trova il suo spazio. Sicuramente sì, perché diventa veramente uno spazio in cui ognuno di noi riesce a coltivare i propri interessi, le proprie passioni, nella propria individualità, nel proprio spazio, nella propria zona di comfort, ma poi appena esce si trova comunque in relazione con gli altri e ha anche la possibilità di condividere, di non sentirsi solo e di sfruttare al meglio qualsiasi opportunità e qualsiasi momento della propria vita. Ora l'iniziativa portata a termine a Vovecchio dalla nostra Mirella Tuzzato. Sono arrivata a Vo e sto per incontrare la nostra Iole e il nostro Romano. Andiamo. Questa sarebbe, Iole, la casa della canonica? Sì, è la casa che mi ha dato mi ha aiutato Don Mario, una signora del volontariato della chiesa, la Fiorella. È inutile che dica sempre lei non vuole, però io dico che è lei. E il mio angelo custode è la Fiorella. Don Mario adesso non c'è più, c'è un altro, c'è Don Massimo. Ma in ogni caso la casa è della curia, insomma. Permesso? Prego, prego. Ecco qua, Romano. Ecco qua, Romano. Mamma Iole, questo ragazzo che per te rimane sempre il tuo ragazzo, il tuo bambino, ha bisogno di tanto aiuto, nel senso che bisogna alzarlo. Romano è un omone, come vedete. Non mi sembra di chiedere alla luna, io vorrei solo due operatori che mi aiutassero alla mattina. Per il pomeriggio mi arrangio con il ragazzo che ho. La mattina è la copertura della mattina, basta 1 ora e mezza, 2 di mattina. Allora, questo è un pensierino per te. Grazie. È un ricordo che io voglio che tu abbia. E questo è l'assegno, questa grande famiglia. Grazie Mirella, sempre fate sempre, fate solo voi e questa mia amica qualcosa, ma gli altri non si vede nessuno, Mirella. Credimi, siete meravigliosi, perché ti vedo tutti i giorni e mi viene da piangere vedere cosa fai. E se qualcun altro facesse metà, un quarto di quello che fai tu, saremmo tutti a posto.
Vedi Iole, nella vita io sono convinta che dobbiamo guardare la parte buona della società, che è quella che mi aiuta, perché io sono brava, ma se non ho la benzina sul motore io non riesco a fare questo, e la benzina solo questa grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta Media Nord-Est. L'appello che io vorrei fare, Mirella, è alle istituzioni o chi di dovere. Romano è questo, lo vedono. Aiutatemi a farlo vivere, aiutatemi, datemi i supporti che servono a Romano perché possa vivere a casa con la mamma. Con queste parole di questa mamma guerriera io adesso vado a salutare Romano. Ecco, diamo un bacio per tutti voi a Romano. Ciao Romano caro. Io spero che qualcuno riesca a capire questo appello accorato di questa mamma Iole. Penso non ci sia davvero null'altro da aggiungere. Adesso per noi le previsioni del nostro generale Giancarlo Iannicelli. Ci aspetta un lungo ponte fino al 2 giugno. Iannicelli. Permane su di noi ancora un residuo di alta pressione, vedete dalla carta. Si va esaurendo, però è abbastanza in forza per garantire ancora un fine settimana all'insegna del tempo stabile e con delle temperature, anche se in calo, al di sopra della norma. Poi la prossima settimana sarà un cambiamento, l'anticiclone cederà completamente, avranno la meglio dei sistemi perturbati che già da lunedì porteranno delle piogge e, stante le temperature ancora piuttosto alte, potranno causare dei temporali che localmente potranno essere di una certa intensità, naturalmente con più frequenza e molto più con probabilità maggiori a ridosso dei rilievi. Ma torniamo a sabato e domenica, c'è in prevalenza sereno, una piccola velatura temporanea ma nulla di significativo. I venti saranno deboli di direzione variabile, naturalmente sulle spiagge, diciamo lungo le coste abbiamo regime di brezza. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico è previsto poco mosso, quasi calmo. È tutto. C'è tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla 10ª edizione del concorso Canoro Nazionale Le Note nel Cuore, organizzato dalla Musica di Angela ETS, una manifestazione ormai a carattere nazionale con partecipanti provenienti da tutta Italia, attraverso la quale l'associazione raccoglie fondi per sostenere i propri progetti di musicoterapia nella provincia di Treviso. Il concorso è aperto alle categorie junior dai 6 ai 13 anni, editi, cantautori e inediti dai 14 anni in su. Tra i nomi della giuria di quest'anno anche Mariella Nava e Samuele Cavallo del cast di Un posto al sole. Le finali si terranno il 16, 17 e 18 ottobre a Zero Branco all'Auditorium Comisso. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese non potrebbe essere altrimenti le emozioni vissute oggi dal Feltrino alla Gordino per la 19ª tappa del Giro d'Italia. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Feltre si è vestita di rosa ma senza cadute di stile per la fascinosa città del Castaldi, dove pur nel frastuono dei motori degli ammiragli, dei team motorizzati e della musica, l'eleganza dei fasti della Serenissima e successivamente del Rinascimento, che le ha conferito l'aspetto di un museo a cielo aperto, l'ha fatta da padrona. Lo start puntuale alle 12:30 tra una fiumana di appassionati. Grande soddisfazione essere partecipare a questo grande evento da Feltre, che ha un significato di cultura, di sport e soprattutto di convivialità. Bellissimo, siamo riusciti ad avere un posto perché siamo arrivati per primi. Lei è di Feltre? No, da Riese, Pio X. La passione sopra ogni cosa. Sì, veramente, è una cosa indescrivibile, veramente. L'amore infinito rappresenta. Noi veniamo da Brescia, abbiamo preso le ferie apposta per seguire l'anno scorso a Desio e quest'anno a Feltre e continueremo. Io vengo da Santa Giustina, che è qua vicino, e ci tenevo a venire oggi perché mi piace il ciclismo sicuramente, ma perché ho tante persone da vedere oggi, soprattutto Milan, penso che oggi si possa vedere, spero che venga qui ed incontrarlo. In prima fila l'occasione per incontrare i propri beniamini non è mancata, la presentazione delle squadre è stata salutata da un pubblico festante, grandissima occasione di sport ai massimi livelli e di promozione del territorio. Questa opportunità per Feltre è importante, nel senso che Feltre può essere visitata
visibile a tutto il paese, a tutto il mondo, con le sue caratteristiche, ma soprattutto con i suoi cittadini, che sono cittadini accoglienti, operosi, umili, che hanno collaborato in un grosso lavoro di squadra. La squadra ha coinvolto tutte le vallate interessate dal passaggio del Giro, Feltrino, Val di Zoldo, Agordino e Alto Agordino. Devo ringraziare prima di tutto Roberto Padrin, che allora era presidente della provincia di Belluno, ma che è un po' il padre assieme a me di questi eventi. Poi abbiamo riempito una serie di tappe, dalle tappe bike fino alle donne, alle cicliste donne, ma soprattutto con un obiettivo che è quello di spendere i soldi ma promuovere il territorio. Sul palco prima e allo start poi il presidente della regione Alberto Stefani. Un giro fantastico che qui in Veneto sta regalando tante emozioni, c'è un forte senso di comunità ed è bello quando lo sport si abbina a questo straordinario senso di comunità che, dobbiamo dire, celebra anche le nostre bellezze. Ieri eravamo nelle colline e oggi siamo qui nelle Dolomiti, in un territorio meraviglioso che ha dato tanto. Collina e montagna unite dal riconoscimento UNESCO, che è un marchio riconoscibilissimo e che certamente porta tanti turisti. Sì, e soprattutto un marchio che va promosso anche dalla nostra regione, proprio per questo investiamo in questi territori e continueremo ad investire. Il ciclismo chiama, Feltre risponde ed è sempre una gioia. Fra 10 giorni su questa strada ci sarà la 24 ore connection e a distanza di una settimana Sportful Dolomiti Race, quindi dico che la vocazione ciclistica di Feltre ancora una volta ha rimarcato questo importante ruolo. E giusto per la cronaca, a trionfare all'ombra del civetta è stato l'americano 31enne Kuss. Veniamo ai fatti di cronaca della provincia, perché un minore di 16 anni è stato denunciato dalla polizia perché trovato in possesso di un coltello con una lama pieghevole di 10 centimetri. Il fatto è accaduto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Belluno. Il minore italiano è residente in provincia, dopo le formalità di rito è stato riaffidato alla madre. L'episodio riaccende l'attenzione sull'importanza di prevenire e contrastare il disagio e la delinquenza minorile, che vede in prima fila la Polizia di Stato con attività che vengono svolte in collaborazione con le scuole della provincia. E non si fermano purtroppo le truffe ai danni degli anziani. In provincia di Belluno i carabinieri hanno denunciato 5 persone coinvolte in diversi raggiri, dal falso maresciallo che chiede soldi e gioielli fino alle frodi online con il finto figlio e le false vendite sul web. Decisive le segnalazioni delle vittime e i controlli sul territorio. È un fenomeno che continua a colpire soprattutto le persone più fragili, quello delle truffe agli anziani. Nelle ultime settimane i carabinieri del Comando Provinciale di Belluno hanno denunciato 5 persone responsabili di diversi raggiri messi a segno in vari comuni della provincia. Tra i casi più gravi, quelli del cosiddetto finto carabiniere. I truffatori telefonano alle vittime fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine e raccontano di incidenti o rapine che coinvolgerebbero familiari. Poi chiedono denaro o gioielli da consegnare a un incaricato. In un primo episodio i militari hanno fermato un uomo originario di Napoli mentre tentava di lasciare il territorio provinciale. Nell'auto aveva un taccuino con annotati indirizzi e nominativi delle persone da truffare. In un secondo caso, grazie alla descrizione fornita da una vittima e alla segnalazione di un tassista, i carabinieri hanno rintracciato un altro sospettato nei pressi della stazione ferroviaria dopo un tentativo di raggiro ai danni di un'anziana. Sventata anche un'altra truffa grazie alla prontezza di una donna che, dopo aver consegnato oro e preziosi, ha subito chiamato il 112 fornendo la targa dell'auto del truffatore. Il veicolo è stato poi rintracciato dalla Polizia di Stato nel Lazio. Le indagini hanno riguardato anche frodi online. Denunciato l'autore della truffa del finto figlio che aveva convinto una vittima a versare quasi 1.000 euro su una carta prepagata. Individuati anche un falso venditore di ricambi auto, sparito dopo aver incassato oltre 4.600 euro, e un sedicente investigatore privato che aveva ottenuto più di 1.400 euro senza fornire alcun servizio. Inutile ricordare che i carabinieri, come nessun'altra forza di polizia, chiede denaro o gioielli per risolvere problemi giudiziari o familiari. In caso di dubbi, l'invito è riagganciare e chiamare subito il 112.
Salva la rete territoriale delle consigliere e dei consiglieri di parità. È stato pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto che conferma la centralità e la permanenza della figura fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e il contrasto alla discriminazione di genere. Soddisfatta la consigliera di parità della provincia di Belluno Flavia Monego, che parla di una vittoria per il territorio. Nota Monego, che ringrazia la provincia, gli enti locali e i sindacati per il supporto tempestivo e convinto. Questa era l'ultima notizia, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. È tutto, grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.